È bastata una minima distrazione per vedersi letteralmente soffiare l'auto. È successo qualche giorno fa a Castagnole di Paese e il malcapitato questa volta è il parroco, Don Gino Busatto. Sta di fatto che la notizia del furto ha lasciato tutti stupiti. Forse i ladri lo stavano tenendo d'occhio. Il sacerdote ha parcheggiato davanti la porta della canonica. Ha scaricato dalla macchina, una punto bianca, alcune borse che ha portato in casa, lasciando per pochi secondi le chiavi in macchina. Quanto è bastato al ladro per salire a bordo e andarsene. Sbigottito e amareggiato il sacerdote, per non dire dei suoi compaesani. Non c'è più religione, c'è tanta indifferenza, tanto egoismo, non c'è un minimo di umanità per le persone. Che è quella roba che non va ben fatta intanto, tanto perché è un cappellano, no, prete nostro e non so, mi dice, c'è stai. È una cosa molto brutta, ecco, non dovrebbe succedere queste cose, non dovrebbero succedere. Al giorno d'oggi è così, bisogna stare attenti, avere mille occhi.